Ci troviamo con Pietro Rambuschi, capogruppo del PDL qui a Portogruaro, per parlare di lui, di una notizia che si è diffusa ieri, ossia che la sede cittadina del Popolo della Libertà sarebbe stata chiusa dal senatore Paolo Scarpa, in quanto ricordiamo che la sede del PDL è stata affidata dal senatore gratuitamente agli iscritti del PDL. Che cosa mi puoi dire a proposito? Posso dire che sicuramente aver messo in sesta posizione il senatore Paolo Scarpa non è che sia stata molto apprezzato, in quanto sembra che con la sesta posizione non abbia nessuna possibilità di essere eletto. Quindi sicuramente Paolo non l'ha presa molto bene, visto che davanti ci sono persone con 5 legislature come lui, come che sono i Brunetta, come sono i Sacconi e tanti altri. Quindi non vedo perché questi sono i capolista addirittura, mentre Paolo Scarpa sembra che sia escluso. Tutto ciò ovviamente ha amareggiato il senatore, il quale appunto in questo momento di agitazione dovuto al fatto appunto di non avere la possibilità di essere riproposto, mi ha chiamato e ha detto che momentaneamente teniamo chiusa la sede per vedere cosa succederà dopo le elezioni, ma io sono convinto che fra qualche giorno io ci sarò nuovamente qui all'interno di questa sede. Quindi i cittadini di Portogruaro, come sempre ormai da 7 anni a questa parte, sanno che hanno un punto di riferimento nella mia persona per i loro problemi che hanno qua a Portogruaro. Quindi diciamo che forse il fatto che il senatore Scarpa sia venuto nella sede del PDL, abbia tolto tutti i manifesti politici, è forse dovuto anche a un momento di rabbia che... Sì, ma questo lo do per certo io. Poi lui non è venuto sicuramente, lui mi ha telefonato, mi ha invitato gentilmente, perché con il rapporto che ho con Paolo Scarpa, che è fraterno, giustamente mi ha invitato a togliere quelle due bandiere che c'erano nel PDL. Ma tutto ciò, come ho ripetuto prima, rientrerà, non è successo nulla di trascendentale, è uno sfogo che io capisco e mi rendo conto che il fatto che non sia messo in lista per le elezioni, appunto, uno si nervosirebbe, anche il sottoscritto l'avrebbe fatto. Diciamo che malumori ci sono anche da parte di altri coordinatori del PDL nel Veneto. Mi riferisco per esempio a Berlato, il coordinatore provinciale del PDL, che anche lui non ha digerito bene la composizione delle liste. Si parlava di rinnovamento, però in realtà Certo. nelle prime posizioni ci sono tutti esponenti vicini a Berlusconi. Continuo a ricevere ininterrottamente una serie di comunicazioni da parte di nostri iscritti, di nostri militanti, di nostri dirigenti che preannunciano la loro volontà di non andare a votare per il PDL a fronte di questa scelta scellerata fatta dai vertici regionali e nazionali del partito. Sì, sicuramente questo è un malcontento che io direi che sicuramente non solo Berlato ma anche tutta la provincia di Venezia, questo malumore esiste. Esiste qua nel Veneto orientale, dove continuamente mi telefonano i vari coordinatori dei comuni limitrofi, appunto, i quali non sono proprio molto disponibili a fare i gazebi che per la campagna elettorale, quindi questo fa capire qual è il clima che c'è attualmente. In conclusione possiamo dire che la sede del PDL qui di Portogruaro potrebbe riaprire sotto l'insegna del gruppo per il cambiamento? Direi che è una delle possibilità, sicuramente, anzi auspicabile da parte mia, ovviamente, sapendo che Paolo Scarpa è sempre stato un nostro riferimento, e quindi io presumo che l'apertura sarà proprio in questo senso.